Una nuova sede della UIL a Padova in zona Stanga, l'inaugurazione in via Pelizzo in uno spazio di oltre 300 metri quadri per ospitare le varie categorie e gli uffici per i servizi. Agli sportelli di CAF e Patronato si aggiungono l'AFA, l'Associazione per i diritti degli anziani, l'ADOC dei consumatori, gli sportelli per la bilateralità artigiana, l'ufficio vertenze, il centro di ascolto mobbing e stalking e l'UNIAT che si occupa delle questioni relative alla casa e agli affitti. Si trovano inoltre l'ufficio immigrati e le categorie sicurezza, pensionati, poste, scuole e trasporti. Manteniamo il presidio in quella precedente, ma abbiamo fatto una cosa innovativa, nuova, per andare incontro alle persone, ma nello stesso tempo anche a chi ci lavora. Il Covid ci ha aperto gli occhi, ci ha fatto vedere la necessità di avere sedi più efficienti, più pulite e più precise. E nello stesso tempo, con la crescita forte che sta avendo la UIL in Veneto in questi anni, ci dà la necessità di dare agli utenti un qualcosa di più serio. Ecco l'investimento che abbiamo fatto a Padova. La UIL Veneto a Padova non lascia, anzi triplica la sua presenza mantenendo anche la sede nel quartiere Arcella.